Caso Bramezza, la Corte di Cassazione mette una pietra tombale e annulla definitivamente l'interdizione dall'attività di editoria di Giovanni Yannakopoulos. Inchiesta criptovalute, parla uno dei 700 investitori truffati dal sistema della NFT, così ho perso i miei soldi, l'appello: state attenti a queste trappole. Ancora minacce di morte al candidato sindaco di Azione Italia Viva, indaga la Digos dopo 3 nuovi messaggi WhatsApp inviati da Francesco Cancian, segretario di Sinistra Italiana, e che aveva annunciato il ritiro dalla lista di Coalizione Civica. Il presidente del Movimento 5 Stelle a Treviso per sostenere la candidatura a sindaco di Mestriner, bordate al governo sul PNRR e il monito agli imprenditori: non fatevi ingannare dall'autonomia. Personale sanitario, ranghi ridotti per la festa del patrono. A Treviso una telespettatrice ci ha chiamato per le lunghe attese e la tensione al reparto di malattie infettive. Si allontana dalla mamma per seguire il suo cagnolino e sparisce per 2 ore. Momenti di angoscia a Rivinelago, bimbo di 9 anni ritrovato nel centro del paese. Presentato ufficialmente il programma della Dunata Nazionale degli Alpini a Udine dall'11 al 14 maggio, attese oltre 90.000 penne nere in festa per la giornata clou della domenica. A Villorba festa per Linda e Pietro, sposi da ben 60 anni, il racconto di una vita insieme e il segreto per restare una coppia inossidabile. Moda e prevenzione in diretta su Antenna 3 domani sera alle 21:15 da Cima d'Olmo, la sfilata delle amiche per la pelle. In passerella le storie, la bellezza e la forza di chi ha affrontato l'esperienza del tumore al seno. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali una notizia che ci riguarda da vicino, perché la Corte di Cassazione ha messo una pietra tombale annullando definitivamente l'interdizione dall'attività di editoria di Giovanni Yannakopoulos. Il caso è il caso Bramezza. Il ricorso della Procura di Vicenza sul caso Bramezza è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta della Procura Berica, che aveva impugnato il provvedimento del Tribunale del Riesame che aveva totalmente annullato l'interdizione dall'attività di editoria di Giovanni Yannakopoulos. La Corte si è espressa confermando nel più alto grado di giudizio quanto decretato dal collegio giudicante della sezione del Riesame ad appena un mese dall'interdizione emessa dalla Procura, ovvero che non emerge in alcun modo una qualche forma di minaccia né diretta né indiretta nei confronti del DG dell'U7 Carlo Bramezza per costringerlo a compiere un atto contrario ai doveri dell'ufficio o a omettere o ritardare atti. Questo si leggeva nelle motivazioni della revoca della misura interdittiva da parte del Riesame, che smontava una a una le accuse nei confronti degli ingegner Yannakopoulos. Una posizione molto chiara anche sui servizi televisivi, che per il collegio del Riesame non avevano carattere diffamatorio e anzi erano basati su di un innegabile interesse pubblico. Lo stesso interesse pubblico del quale non è priva la situazione personale di sovraindebitamento del direttore generale Bramezza, maturata in precedenti attività lavorative. Una decisione, quella della Suprema Corte, accolta con soddisfazione dall'avvocato Maurizio Paniz, legale di Giovanni Yannakopoulos. Sono molto soddisfatto che la Cassazione ieri abbia dichiarato inammissibile il ricorso della Procura del Tribunale di Vicenza verso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Venezia, che aveva a sua volta cassato la decisione del GIP di Vicenza che bloccava l'esercizio dell'attività di editoria in capo all'ingegnere Yannakopoulos e quindi ad Antenna 3 e a Rete Veneta. È stata una, come si dice, battaglia giudiziaria complessa, articolata, nella quale una volta di più ha trionfato il rispetto del diritto di informazione, del diritto di cronaca, del diritto di dare ai cittadini le giuste informazioni anche nei confronti di coloro che gestiscono posti importanti, che hanno un ruolo di apparente potenza, che sembrano intoccabili. Nel caso specifico Antenna 3 e Rete Veneta hanno fatto il loro dovere, hanno dato le informazioni corrette e fa piacere che la Cassazione abbia confermato questo tipo di principio. Un provvedimento che conferma ancora una volta l'importanza della libertà di stampa, il diritto all'informazione e di critica giornalistica. A maggior ragione quando l'oggetto dei servizi è un argomento fondamentale per i cittadini, come la sanità. Non a caso il Riesame aveva infatti citato anche la Corte europea dei diritti dell'uomo.
La Cassazione pone quindi una pietra tombale sul provvedimento cautelare, garantendo il rispetto dei valori della professione e nell'ottica dell'interesse dei cittadini da parte della redazione giornalistica, cosa che continueremo a fare oggi, domani e sempre. La cronaca giudiziaria con l'inchiesta sulle criptovalute. Parla uno dei 700 investitori truffati dal sistema della NFT, la New Financial Technologies per intenderci. Così ho perso i miei soldi. Questo il suo racconto. Promesse e guadagni facili, così sono finiti nella trappola di NFT. Numerose persone, almeno 700, hanno presentato la querela, fra loro un trevigiano che vuole rimanere anonimo, ma che racconta come è stato raggirato. Che cos'è che le avevano promesso? Questa possibilità di poter avere questo fantomatico 10% mensile, investendo una certa quota che era all'inizio, vado a memoria, 5.000 euro, che dopo sono diventati 10.000 euro di base. Prima gli hanno fatto vedere alcuni guadagni promessi, così da convincerlo a investire ancora, e così è stato, prima una somma, poi un'altra. All'inizio li ho visti, poi dopo un po' di tempo, più o meno 6-7 mesi, poi vado a memoria da giugno dell'anno scorso, non avevano rispettato il pagamento, quello previsto alla fine del mese del 10%, con delle scuse che sarebbe poi stato pagato a luglio, poi a agosto, e poi da là poi è venuto fuori poi tutta la bubana, come si dice, della truffa. Hanno iniziato a trovare scuse inverosimili, ci racconta. A quel punto si è acceso un campanello d'allarme. Quando è che lei ha capito che non era un investimento ma era una truffa? Alla fin fine, quando hanno cominciato a prolungare un po' tutto, hanno cominciato a fare le solite scuse, quelle che sono solamente fatte per prendere tempo, in modo che poi magari la gente non denunci e quant'altro. Troppo tardi, purtroppo i soldi investiti erano già spariti. Una somma di circa 20.000 euro. Alla domanda se spera di riuscire a rivedere i suoi soldi. Oddio, su queste cose di solito uno non li rivede mai. Poi il messaggio a quanti hanno intenzione di investire: bisogna prestare, dice, massima attenzione. Verificare nei minimi particolari appunto la fondatezza di queste cose, andando a comunque fare delle valutazioni per non cadere in queste truffe qua. Il 22 e 23 marzo scorsi, lo ricorderete, il 35enne bengalese Hossain Mohamed Sharif si era reso protagonista di una rapina ai danni di un internet point in via Zenson a Treviso, il giorno dopo di un accoltellamento di un operatore della Caritas presso la mensa della struttura di volontariato. L'uomo era stato arrestato dopo l'aggressione. Il 16 maggio sarà sottoposto a una perizia psichiatrica per stabilire se fosse capace al momento dei gravi fatti di intendere e di volere. L'esame inoltre dovrà dire se il 35enne è in grado di partecipare a un eventuale processo e se è socialmente pericoloso. Ancora minacce al candidato sindaco Nicolò Rocco. Il clima elettorale si fa davvero incandescente. Dalla campagna elettorale a un'aula di tribunale il passo sembra brevissimo. Mentre il candidato sindaco sceglie la via del silenzio, dal capolista Roberto Grigoletto arriva una vera e propria denuncia pubblica. Ma è successo che il nostro candidato Nicolò Rocco e uno dei nostri giovanissimi candidati consiglieri comunali, Giacomo Bruscagin, sono stati nuovamente minacciati, nonostante appunto noi avessimo cercato di chiudere questa triste vicenda. Messaggi personali ricevuti direttamente sul cellulare del nostro candidato sindaco, che non fanno certamente piacere, ma anzi preoccupano notevolmente. La vicenda quindi non è chiusa. In campo ora c'è anche la Digos. Sono le 12:28 del 26 aprile quando Nicolò Rocco riceve 3 messaggi via WhatsApp dal numero di Francesco Cancian, segretario trevigiano di Sinistra Italiana. Tic tac,
Tic-tac, il tuo tempo nella terra sta per scadere, dice il primo. Seguono poi Say Smile, quindi nella foto profilo stai baciando un cadavere. Il terzo che fa riferimento all'immagine di Rocco con la fidanzata. Insomma, Cancian ci sarebbe ricascato, e questo a poche ore dal suo ritiro dalla corsa con Coalizione Civica per messaggi social dello stesso tenore, sempre espressi nei confronti di Rocco, per cui c'erano state anche delle scuse. La cosa grave è che nessuno sta gestendo questo pericolo, perché oggettivamente è un pericolo, oltre che un inquinamento evidentemente della campagna elettorale. Io faccio presente che soltanto una lista, quella del Partito Democratico, a cominciare dalla consigliera Tocchetto al segretario provinciale Zorzi, hanno espresso solidarietà a Nicolò Rocco, a Giacomo e alla nostra lista. Delle altre liste nessuna ha inviato un messaggio di solidarietà. E tira in ballo Giorgio De Nardi anche il sindaco uscente Mario Conte, che da un lato solidarizza con Rocco, dall'altro si dice pronto ad aiutare Cancian nel caso di fragilità. Ci tengo anche a stigmatizzare il post del candidato De Nardi, che ha minimizzato un fatto grave dopo aver invece condannato una presunta aggressione da parte mia nei suoi confronti, aggressione che non è mai avvenuta, però quello lo riteneva politicamente un fatto gravissimo. Invece una vera e propria aggressione verbale, minacce, tende a minimizzarla e sdrammatizzare, forse perché è un candidato che lo sostiene. A rendere il clima ancora più torbido alcuni profili fake che si sono sbizzarriti nelle scorse ore. È il caso di un certo Igor Simutenkov, Rocco morto sempre, si legge fra i commenti. Chi si cela dietro questi nomi? Dall'agone elettorale a un'aula di tribunale, il passo è brevissimo. Intendete formalizzare denunce, querele contro Cancian e contro Ignoti? Si vedrà evidentemente nelle prossime ore. Certo che se è un pericolo e rimane così indisturbato e nessuno interviene, sarà necessario provvedere in qualche modo. E mancano poco più di 2 settimane al voto, lo avete visto, insomma un clima per certi versi esacerbato. In questo clima l'arrivo a Treviso del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ha attaccato il governo su riforma fiscale e PNRR, ma ha parlato anche di autonomia, bocciandola e appellandosi agli imprenditori. Lo dico a tutti gli imprenditori innanzitutto, del trevigiano o trevisano che dir si voglia, e tutti gli imprenditori veneti. Attenzione alle false sirene. Questa è una riforma dell'autonomia differenziata che voi che fate impresa vi ritroverete con 20 sistemi diversi di regolazione. Si rivolge direttamente al mondo dell'impresa il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che da Treviso boccia senza appello la riforma Calderoli per l'autonomia differenziata, non solo inutile fa intendere, ma pure dannosa, e questo a poche ore dal nuovo passo in avanti segnato dal disegno di legge con il parere favorevole della Presidenza del Senato. Vogliono l'esempio spagnolo, ma siete mai andati in Spagna? Avete mai parlato con i nostri colleghi, con i politici, con i cittadini spagnoli? L'autonomia spagnola sta creando tantissime difficoltà. Se quello è l'esempio, io dico un disastro a cui dobbiamo assolutamente rimediare. La priorità per l'ex Presidente del Consiglio piuttosto è mettere a terra i progetti del PNRR, oltre 200 miliardi di euro, centinaia di migliaia solo per la marca trevigiana. 800 milioni di euro per questa realtà, per questo territorio sono fondamentali. Se noi non riusciamo a spendere questi soldi, e purtroppo anche ieri il ministro Fitto è venuto in Parlamento e ha anticipato che siamo già in questa condizione, è una perdita per questo territorio, ma per l'Italia intera. È una perdita che non ci meritiamo. E a proposito di investimenti, il leader 5 Stelle si dice preoccupato dalle nuove linee guida del patto di stabilità europeo, troppi paletti per i paesi più indebitati come il nostro, ma sotto la loggia di 300 in tour elettorale tanti sono i cavalli di battaglia: dignità del lavoro, settimana corta, reddito di cittadinanza. In particolare Conte è tranchant sulla politica fiscale dell'esecutivo Meloni. Dopo che gli offrite queste autostrade preferenziali, ma chi è quel cretino che pagherà le tasse? Così loro distruggeranno il paese. Se continua così, dopo un'intera legislatura ci consegneranno un paese disastrato.
Al fianco del presidente Giuseppe Conte, il candidato sindaco Maurizio Mestriner sul PNRR dice: vigileremo. E sarà nostra preoccupazione cercare di attuare una volta dentro in Consiglio Comunale un osservatorio della legalità, e uno degli indirizzi che saranno di questo osservatorio sarà proprio monitorare come verranno spesi i soldi del PNRR. Spenderli fino all'ultimo centesimo e nella massima legalità. Questo è l'obiettivo a breve termine del candidato sindaco Maurizio Mestriner, accompagnato nei luoghi simbolo di Treviso dal leader 5 Stelle Giuseppe Conte, 2 volte presidente del Consiglio. È un segnale che il Movimento 5 Stelle è presente in Veneto e è presente con idee nuove da portare a Treviso in Consiglio Comunale. Un movimento che sta sul territorio quindi e che per le prossime 2 settimane aumenterà i momenti di confronto con la popolazione. Noi siamo convinti di poter far bene per le comunali di Treviso. Stiamo facendo tutto quello che è possibile fare per stare sui territori, parlare con le persone dalla mattina alla sera. Ambiente, mobilità, comunità energetiche, anche per abbassare le bollette. Queste le priorità. Quanto alle previsioni, il leader non si sbilancia. Un obiettivo minimo percentuale? No, guardi, io le percentuali non sono un indovino. Voi siete indovini? Qualcuno sa indovinare la percentuale? Neppure io. Quindi non la sappiamo individuare la percentuale. Noi vogliamo e speriamo in un riscontro importante da parte di questa cittadinanza, di questa comunità. Intanto il sindaco Mario Conte annuncia a breve novità per l'aeroporto di Treviso. Non si tratterà di nuovi voli, chiarisce il primo cittadino, ma di nuove destinazioni. Certamente ci sarà un grande evento con Ryanair che vuole celebrare il primo volo in Italia. Proprio su Treviso. Ricordo che è stato Londra Stansted Treviso, che è stato il primo volo Ryanair in Italia, e in occasione di quella celebrazione ci saranno certamente delle novità importanti. Per l'aeroporto Canova di Treviso dunque in arrivo novità che, specifica il primo cittadino, non riguarderanno i numeri dei voli ma le destinazioni. Noi siamo seduti al tavolo con Save e con Ryanair per cercare di mettere in campo le destinazioni più attrattive per la nostra città, ma soprattutto quei luoghi di partenza, quindi da quei paesi che sono in crescita da un punto di vista turistico, perché vengano nella nostra città. Ieri, in occasione della presentazione del nuovo master plan dello scalo di Venezia, il presidente di Save, Enrico Marchi, ha specificato che l'aeroporto Canova è già al massimo della sua capacità e non sono previsti né possibili ulteriori voli. Dichiarazioni che arrivano all'indomani dei malumori manifestati dagli operatori turistici della marca che lamentavano il calo dei turisti inglesi. Il sindaco Conte ricorda come, su richiesta dei comitati cittadini, il comune avesse chiesto la chiusura della torre di controllo alle 22, limitando quindi alcune rotte. Come per esempio Londra, che in questo momento è stata temporaneamente spostata a Venezia, ma l'obiettivo è di recuperare anche la rotta di Londra proprio nel periodo estivo. Quindi l'appello che faccio ai cittadini è quello di attendere fiduciosi quelle che saranno le scelte di Ryanair, di Save, in accordo col comune di Treviso. Quindi per il periodo estivo potrebbero essere ripristinate alcune tratte? Credo proprio di sì, però attendiamo di capire anche Ryanair cosa intende proporre per il nostro territorio. Intanto, sempre a proposito di turismo, si punta ad una Treviso sempre più capitale della bicicletta, con la creazione di 3 bike station dove parcheggiare in sicurezza la propria 2 ruote in aree sicure e videosorvegliate, con la possibilità di controllarne lo stato tramite app. Il candidato sindaco del Popolo della Famiglia Luigino Rancana, dal canto suo, dice la sua opinione in materia di centri sociali nel rapporto con una realtà come il Django, insediata all'ex caserma Piave. Occorrono patti chiari con il comune, anzi con il sindaco in persona. Queste le sue parole. Anche nel paese dove ho fatto il sindaco si era insediata una comunità non ben definita, che era fatto sia da italiani che da stranieri. A un certo momento li ho convocati in municipio, insieme col maresciallo dei carabinieri, abbiamo fatto un bel discorsetto, abbiamo fatto un patto, ho detto voi per carità trovatevi pure in questi luoghi, erano anche lì luoghi un po' dismessi, capannoni e via dicendo, però dovete garantire l'accesso ai carabinieri e ai vigili urbani, nonché al sindaco se vuole venire là in qualsiasi momento. Quindi arrivo a Treviso, questi centri esistono, hanno i loro problemi,
Ecco, il sindaco deve interessarsi al mio giudizio in prima persona, deve andare anche a parlare con i responsabili di questa comunità e fare un patto. Ragazzi, vi lasciamo al limite, al di là del discorso igienico, sanitario, vi dicendo che quello va sistemato. Ma come formazione gruppo vi lasciamo, fate le cose vostre, i vostri programmi, se avete degli obiettivi, al limite l'amministrazione, se questi obiettivi sono positivi, può venirvi incontro. Però partiamo da un patto chiaro tra sindaco e voi. Se non rispettate questo patto, chiaramente quello che si dice il pugno di ferro potrebbe anche essere necessario. Dai temi della politica a quelli della sanità, personale sanitario a ranghi ridotti, infatti per la festa del santo patrono di Treviso, San Liberale, una telespettatrice ci ha chiamato per le lunghe attese, la tensione al reparto di malattie infettive, dove però si è registrato anche un caso di malaria. Secondo me bisognerebbe ricominciare ad avere un po' di rispetto per questi ammalati, insomma, ecco, tutto lì. Lo sfogo telefonico è di una signora di Macerata che con la madre 97enne è stata indirizzata oggi dal medico di base al reparto di malattie infettive del Cafoncello per un'infezione alla gamba. Al di là dell'iniziale rimpallo con il pronto soccorso, i problemi legati al personale ridotto per la festività di San Liberale sono stati subito evidenti. Una volta arrivati di là ci dicono adesso dovete aspettare, io non so dirvi quanto, perché c'è un solo medico che segue tutto il reparto e tutte le urgenze. Ma a infastidire la figlia dell'anziana e spingerla a raccontare l'accaduto è stato l'atteggiamento dell'unico medico presente. Un signore, quando è passato il medico, dice guardi, non sto bene, e il medico risponde e io cosa posso farci? Quindi mi rendo conto che con un solo medico in tutto il reparto e anche le urgenze, capite bene che qualsiasi persona avrebbe perso le staffe. Quindi io non sto accusando nessuno, sto solo dicendo che ci sono davvero dei disagi. Che sia stata questa la risposta anche sotto stress non è accettabile, quindi mi scuso con la signora. Io ho sentito la dottoressa e lei dice non fa parte del mio stile, del mio modo di comportarmi, quindi magari c'è stato un misunderstanding, non ci sono capite la signora con la dottoressa, perché almeno la dottoressa non ha rilevato questo tono così un po' aggressivo, un po' strano. Però oggi abbiamo avuto una cosa direi eccezionale rispetto alle altre festività, perché sono arrivati 10 pazienti fino ad oggi mandati dal pronto soccorso. La dottoressa quindi chiaramente era da sola, con gli infermieri, in più doveva anche tenere d'occhio il reparto, e abbiamo avuto poi un caso di malaria, quindi un caso molto complesso che ha dovuto essere valutato e ha portato via del tempo. Il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi sottolinea infine che un unico medico per malattie infettive in un giorno festivo non è un'anomalia, anzi. Se dovessimo andare al raddoppio della guardia non avremmo poi la possibilità di dare il giusto riposo ai nostri collaboratori. Credo in nessuna ULSS d'Italia le malattie infettive hanno 2 medici, non credo neanche gli universitari che stanno ovviamente nelle giornate di festività. È stato ritrovato e sta bene il bambino di 9 anni che seguendo il suo cagnolino si era allontanato dalla mamma sparendo all'improvviso alla sua vista mentre si trovavano al parco archeologico didattico del Livelet a Lago. Attorno alle 16 era stato richiesto anche l'intervento del soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane che aveva inviato le sue squadre, mentre l'elicottero di Treviso Emergenza decollava per sorvolare la zona e si stavano portando sul posto le unità cinofile, compresa quella molecolare del soccorso alpino stesso. Presenti i vigili del fuoco con il loro elicottero, i carabinieri di Cison, di Valmarino e la protezione civile AVAB di Revine Lago. Fortunatamente verso le 16:40 una pattuglia dei carabinieri che stava partecipando alle ricerche ha incrociato il bimbo tra le strade dell'abitato di Revine e l'allarme è dunque cessato. 2 furti a cavallo della festività del 25 aprile denunciati in queste ore. Il primo a Mogliano Veneto, il secondo a Riese Pio X.
Hanno studiato il colpo nei minimi dettagli. Prima di agire hanno distrutto il quadro elettrico dell'impianto per rendere inattiva l'illuminazione e la videosorveglianza. I ladri hanno agito nella notte tra lunedì e martedì. Nel mirino il distributore San Marco Petroli in via Zermanese a Mogliano Veneto. Dopo aver scassinato la macchinetta self-service hanno rubato circa 1.700 euro e poi sono fuggiti facendo perdere le tracce. Qualche tempo fa una banda ha fatto irruzione anche nel ristorante che si trova di fronte al distributore. L'anno scorso abbiamo avuto anche noi problemi. Sono entrati anche qua da voi? Sì. Mi hanno portato via la casa? No, una TV, una portata via e l'altra l'hanno rotta. Nella stessa notte nel mirino dei malviventi anche una trattoria in via Molino di Ferro a Riese Pio X. Qui i ladri si sono introdotti da una porta secondaria del locale, hanno rovistato dappertutto fino a trovare un mobile dove era custodito una somma di circa qualche centinaia di euro. Poi si sono allontanati. I titolari hanno presentato in queste ore la denuncia ai carabinieri. Immediate le indagini per identificare gli autori dei 2 furti. Vi do una notizia dell'ultima ora, mi è appena arrivata poco fa, Quinto di Treviso in via Padovana, una moto è finita contro un muretto, il motociclista è molto grave, non ho ulteriori dettagli al momento, ancora cronaca subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta vi mostro questa notizia dal sito di Treviso Today. I vandali devastano sala prove e sede delle associazioni. È successo a Casier. Danni ingentissimi, dice il sindaco Cararetto. I fatti si sarebbero registrati nella notte tra sabato 22 e domenica 23 aprile all'ex scuola di via Peschiere a Dosson. La struttura è finita nel mirino dei vandali e il sindaco Cararetto per l'appunto ha denunciato l'accaduto. Queste le immagini che vengono pubblicate dal portale di informazione Treviso Today. Ed è ricoverato in prognosi riservata il motociclista coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto a Padova all'altezza della rotatoria tra via Tommaseo e viale Codalunga. Il Centauro si è scontrato contro l'auto di un 60enne trevigiano. Solo gli accertamenti in corso da parte della Polizia Locale di Padova faranno definitiva chiarezza sull'incidente accaduto nella città del Santo in via Tommaseo a ridosso della rotatoria con viale Codalunga. Erano le 11, una Dacia Sandero condotta da un trevigiano di 61 anni diretta verso il centro, forse a causa di un malore dell'uomo alla guida, finisce contro i 2 motocicli che la precedono. Un impatto violento. Uno scooter termina il suo corso contro 2 auto in sosta sulla sinistra della carreggiata, l'altro contro un veicolo che sta sopraggiungendo in quel momento. Da subito appaiono molto gravi le condizioni di uno dei 2 Centauri che viene trasportato in ospedale a Padova dove è ricoverato in prognosi riservata. Ferite più lievi per il secondo Centauro. Tra via Tommaseo e viale Codalunga, uno dei nodi viari della città del Santo, si formano da subito lunghe code che si esauriranno circa 2 ore dopo al termine dei rilievi. Voltiamo decisamente pagina e parliamo di adunata degli alpini. Oggi la presentazione ufficiale. Saranno tra gli 80 e i 90.000 gli alpini che sfideranno a Udine domenica 14 maggio in occasione della 94esima adunata che torna nel capoluogo friulano per la 5ª volta dopo 27 anni. Per celebrare la festa sono attese dalle 400 alle 500.000 persone a partire da giovedì 11 maggio, una festa che si svolgerà nel segno della solidarietà e della memoria, nostri valori fondamentali e della massima sicurezza per tutti i partecipanti, ha sottolineato il presidente nazionale dell'ANA Sebastiano Favero, presentando stamattina in Castella Udine il raduno. Sarà un momento importante, da quello che sento, ormai che tutto il Friuli e non solo è occupato dai nostri alpini che vogliono essere poi presenti al clou della domenica, al momento in cui davanti alle tribune sfileranno tutte le nostre sezioni e tutti i nostri gruppi sia dell'Italia che all'estero, per dire ancora una volta che noi siamo attaccati profondamente alle nostre tradizioni, ai nostri valori, che vogliamo bene all'Italia e che vogliamo bene ovviamente a quella solidarietà che io credo sia l'unica via per poi poter anche costruire una pace duratura.
Tra i momenti clou della Dunata, oltre alla sfilata per le vie del centro, anche la visita l'11 maggio al Sacrario di Re di Puglia per onorare tutti i caduti e anche alla caserma Goi Pantanali di Gemona per commemorare gli alpini morti nel terremoto del 1976. Questi sono i nostri valori, soprattutto qui in Friuli, dove gli alpini sono di casa, me lo lasci dire, e dove veramente vogliamo anche ricordare ciò che tutti gli alpini hanno fatto insieme ai friulani per la ricostruzione dopo quel tremendo terremoto del 1976. Tra le altre iniziative, le attività addestrative e le dotazioni militari schierate nella cittadella degli Alpini, che sarà inaugurata il 12 maggio, e il lancio dei paracadutisti il 13 maggio. Protagonisti, come annunciato dal generale Matteo Spreafico, capo di Stato Maggiore delle truppe alpine, pure gli alpini in armi. Ci saranno con le bandiere di guerra dei 3 reggimenti friulani, e quindi l'8° reggimento alpine, il 3° artiglieria da montagna, il 14° reparto comando supporti tattici e anche lo stendardo del reggimento Piemonte Cavalleria. Traguardo importante per Linda e Pietro di Villorba, che oggi festeggiano le nozze di diamante, ci svelano il segreto per stare insieme 60 anni. Intanto volersi bene, rispettare e anche bisticciare, perché dopo si fa pace. Era il 27 aprile 1963. Nella chiesa di Santa Maria del Rovere, Linda Zottina e Pietro Bombacigno convolavano a nozze. Intorno a loro i familiari più stretti. Chissà se il giorno del sì si sarebbero immaginati di arrivare a tagliare il traguardo dei 60 anni di matrimonio. Più di mezzo secolo vissuto l'uno accanto all'altra. 10 anni trascorsi a Bari, paese natale di Pietro, poi il ritorno nella Marca. 6 figli, 10 nipoti, 3 pronipoti e un quarto in arrivo. Tanti momenti belli, alcuni dolorosi, ma che sono sempre riusciti a superare sostenendosi a vicenda. Linda ricorda molto bene il primo incontro di 61 anni fa, quando lui stava facendo il militare alla base Cadorin e lei era una giovane ragazza di 19 anni. Eravamo al cinema, lui è entrato dentro con amici e ha trovato un posto libero vicino a me. E ci siamo guardati, va bene. Dopo ha cominciato a fare il piedino ed io con la scarpa di vernice nera ho detto: stai fermo? Lui ha detto: ci sta, questa qua. All'uscita dal cinema Pietro non riesce più a vedere Linda, ma non si arrende, intenzionato a ritrovarla. Se è destino la troverò ancora, infatti la troverò dopo, un'altra volta. E il destino ha portato Pietro fino a Porta Calvi, dove Linda aiutava i genitori nel negozio di frutta. Da quel momento non si sono più lasciati, per entrambi un vero e proprio colpo di fulmine. È il momento quando è venuto al cinema, l'ho guardato, ho detto: un bel ragazzo, sì. Poi, la figura come si chiama? Del militare tira sempre. Appena vista, ho detto: questo è per me. Tra fiocchi bianchi, palloncini e confetti, Linda, oggi 81enne, e Pietro, 83 anni, celebrano le nozze di diamante, circondati dalla loro numerosa famiglia. Thomas, come sono questi nonni? Questi nonni sono bravissimi, molto educati, ci aiutano con la pasta ragù. Linda e Pietro ripensano i momenti più belli condivisi insieme, dalla nascita dei figli e dei nipoti alle feste in famiglia, agli anniversari. 25, 50 e adesso 60. Siamo arrivati. Da prendere nota, insomma, e io vi ricordo un appuntamento, l'appuntamento con la moda e la prevenzione femminile in passerella su Antenna 3, domani sera dalle 21:15 in diretta dal Palazzetto dello Sport di Cimadolmi in occasione della 48esima edizione della mostra dell'asparago bianco IGP. Vi racconteremo in diretta la sfilata di moda delle Amiche per la pelle, sul palco le storie, la bellezza e la forza di chi ha affrontato sulla propria pelle l'esperienza del tumore al seno. Quindi domani sera a partire dalle 21:15 in diretta, come sempre rigorosamente su Antenna 3 dal Palazzetto dello Sport di Cimadolmo. E io torno sulla notizia che vi ho dato prima di andare in pubblicità, questo schianto in zona Quinto di Treviso, in via Padovana al Civico 33. Questa moto finita contro un muretto, il Centauro è molto grave, si trova adesso al Cafoncello in pronto soccorso, è stato portato in codice rosso, ci dicono che è stato intubato sul posto. Ovviamente tutti gli aggiornamenti nel corso delle nostre edizioni. Adesso andiamo a Belluno. A Belluno, nel Bellunese, dove un uomo di 78 anni è morto questa mattina in seguito a un infarto che lo ha colto mentre era alla guida della sua auto. È successo a Fonzaso.
Si chiamava Alberto Turcato, era veneziano di origine ed aveva 78 anni. Un infarto lo ha stroncato stamani mentre alla guida della sua Alfa Romeo percorreva il tratto della statale 50 bis alla Fenadora di Fonzaso. L'anziano ha perso il controllo dell'auto che è finita contro il guardrail senza coinvolgere altri veicoli. L'allarme ai numeri di emergenza è stato dato dagli automobilisti in transito e in zona sono arrivati subito i sanitari del pronto soccorso di Feltre che hanno tentato invano di rianimare l'uomo. Constatato il decesso, sono iniziate le operazioni di rimozione dell'auto eseguite dai vigili del fuoco e i rilievi di legge verbalizzati dai carabinieri della compagnia di Feltre. Il traffico a quell'ora ha subito pesanti ripercussioni. L'ANAS ha chiuso la strada per il tempo necessario ai soccorsi. Alberto Turcato viveva ad Agana di Fonzaso da un paio d'anni, ma solo a marzo scorso aveva trasferito lì la sua residenza dal veneziano. L'anziano pensionato viveva da solo, ogni tanto qualcuno lo incontrava in piazza nella vicina Arsier e oggi i sindaci dei due comuni, Pasa e Strapazzon, hanno espresso parole di cordoglio per la sua tragica scomparsa. La data dei funerali del 78enne sarà decisa nei prossimi giorni. Se ne parla da giorni, la campagna di promozione turistica avviata dal Ministero del Turismo Open to Meraviglia, ma ci sono degli errori grossolani che riguardano anche il bellunese. Misurina diventa misurata, delle 3 cime di Lavaredo ne rimane una sola e la cinquecentesca chiesetta di Santa Caterina si trasforma in Santa Cristina. Sono perle apparse nella campagna promozionale Open to Meraviglia promossa dal Ministero del Turismo alla voce Cosa vedere in Veneto, nella pagina dell'apposito sito Veneto/guida storia curiosità. A scovare gli errori davvero marchiani del Ministero è stato Marco Perale. Divertito come cittadino, abbastanza arrabbiato come amministratore pubblico. Non c'è un motivo per cui un'operazione del genere, col costo che è stato preventivato, sia stata realizzata, sia pure in questa fase sperimentale, in un livello qualitativo così grossolano. Errare umanum est, ma chi ha sbagliato non si è fatto purtroppo problemi nemmeno nel perseverare, tanto da sollecitare in Senato un'interrogazione parlamentare da parte del vicentino Pierantonio Zanettin, la cui provincia è bersagliata di errori quasi quanto quella di Belluno. La traduzione automatica di Google o dell'intelligenza artificiale può fare tutti gli errori che vogliamo se nessun umano consapevole li controlla. Ma qualcuno che ha scritto misurata, nota località delle antiche colonie italiane della Tripolitania, rispetto a Misurina, richiede solo una totale incompetenza da parte di chi lo ha scritto e non ha riguardato il testo. Dal canto suo, la Armando Testa, cui è affidata la realizzazione della campagna, si difende sorridendo con pagine di giornali intitolate Open to Grazie, in cui, oltre allo smentire i 9 milioni di euro attribuiti come cifra dell'incarico, si spiega come i refusi fossero contenuti in un video illustrativo del progetto, fatto con materiale d'archivio, ben lungi dall'essere lo spot ufficiale della campagna stessa. Oggi hanno pubblicato un paginone sul Corriere, e era il minimo che potessero fare, ma tentano di salvare il salvabile per il loro cliente. Sono dei dilettanti veramente grossolani. Affidata alla sezione di Belluno, gruppo Cavarzano Oltrardo dell'Associazione Nazionale Alpini, la riqualificazione dell'area di quello che fu il Garden Bar di Cavarzano. Le penne nere adibirano gli spazi a sede, luogo di incontro e riunione per i soci, accollandosi gli oneri di tutti i lavori di riqualifica, comprese future manutenzioni ordinarie e straordinarie. L'accordo tra comune e proprietario dell'immobile e Alpini riguarda i 124 metri quadri del piano terra, ai quali si aggiunge la corte esterna per altri 167 metri quadri. Il comodato avrà una durata di 9 anni, eventualmente rinnovabile, ma non con tacito accordo, e non è prevista l'applicazione di alcun canone di locazione. A Belluno, come nel resto d'Italia, ha preso avvio la campagna referendaria Italia per la pace. 3 i quesiti, 2 dedicati al conflitto in corso in Ucraina e il terzo per la difesa della sanità pubblica. La raccolta delle adesioni è iniziata lo scorso 22 aprile, significativamente a ridosso della festa della liberazione, e l'obiettivo è di raggiungere in 3 mesi quota 500.000 firme da presentare prima alla Corte di Cassazione e poi a quella costituzionale. Per il disarmo e la difesa della sanità pubblica, sotto il nome Italia per la pace, si sono uniti 2 comitati, Ripudia la guerra e Generazioni future. 3 i quesiti referendari proposti. Il primo quesito mira proprio a bloccare subito gli
l'invio di materiale bellico e la fornitura di armamenti in generale. Il secondo quesito: si vuole evitare che il Consiglio dei Ministri possa adottare delle deliberazioni vincolanti al pari di un obbligo internazionale assunto dall'Italia. Abrogazione della deroga alla cessione di mezzi, materiali e equipaggiamenti militari a paesi in guerra decisa dai governi Draghi e Meloni attraverso decreti legge nel primo caso. Nel secondo, di portata più generale, il quesito è volto ad impedire che il Consiglio dei Ministri in autonomia possa decidere l'invio di armi in territori di guerra. Infine, il terzo quesito sul tema sanitario, che si prefigge di garantire e tutelare il servizio sanitario pubblico, escludendo i privati dalla partecipazione alla pianificazione sanitaria. Sappiamo bene che le strutture private partecipano in grandi misure, spesso in maniera efficace, a fornire servizi essenziali sanitari sul nostro territorio, però nel momento della programmazione noi riteniamo che queste strutture, questi soggetti debbano restare al di fuori. I banchetti per la raccolta delle firme saranno presenti a Belluno anche il 6 maggio e il 6 giugno, ma si può firmare anche online e in tutti i comuni. Abbiamo il bisogno di trovare degli autenticatori, perché questa operazione di raccolta firme necessita obbligatoriamente di questa figura. A Belluno per fortuna abbiamo l'aiuto di un consigliere comunale, si può andare a firmare anche all'ufficio elettorale del comune di Belluno, come in tutti i comuni più piccoli della nostra provincia. Il nostro è un territorio molto disperso, sono tanti piccoli comuni in tante valli, però sono stati mandati quesiti referendari in tutti i comuni, che sono tenuti a stamparli, vidimarli e raccogliere le firme degli elettori. Non ho altri aggiornamenti da darvi né da Belluno né da Treviso, e quindi tutto anche per questa edizione. Vi lascio alle previsioni del tempo. Buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Alta pressione sempre stabile, il tempo si mantiene buono sul nostro territorio. Il dettaglio di venerdì 28 aprile. Sul Veneto tanto sole inizialmente, poi nuvolosità via via più diffusa, più compatta sui settori alpini e prealpini, ma senza precipitazioni degne di nota. Temperature stazionarie minime tra 2 e 10 gradi, massime invece comprese tra i 17 e i 20 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso al mattino avremo un ampio soleggiamento, col passare delle ore più nubi un po' ovunque. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime oscillanti tra i 18 e i 20 gradi. Infine vediamo la situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui si prevede un'alternanza di sole e nubi. Il tempo si manterrà comunque asciutto. Temperature minime intorno ai 9-10 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.